Buongiorno a tutti ragazzi, sempre cose misteriose, sempre cose strane. In effetti stavolta addirittura è uscita nella nostra Via Lattea una luce e che attualmente è in viaggio nella nostra Via Lattea. Il senso di rotazione della nostra galassia, quindi qualcosa di insolito, diciamo, qualcosa che, diciamo, per la fisica normale, perlomeno per quanto ne sappiamo, non è possibile. Però intanto ci sta, ciao Matilda. Quindi diciamo che questa nube si estende lungo 2 anni luce e sta tagliando la galassia a velocità, ciao Diego, ciao Jasmine, davvero mai viste. Quindi diciamo una cosa, l'hanno chiamata T-Bullet, cioè il proiettile, perché viaggia più o meno a 120 km al secondo. Quindi pensate un poco, non si sa ragazzi che cosa sia, partiamo da questo, quindi non è che sono riusciti a capire che cos'è, non lo sanno neanche loro. È un'energia, dicono, cinetica che addirittura sembrerebbe come quella iniettata della supernova V44, però sembra impossibile che possa generare una tale energia, quindi rimane un mistero. Ma no, questa è una foto, questa è la Via Lattea, diciamo, preso una foto. Sì, sì, è vero, sì, sì, non sto scherzando, no? Però hanno pensato a un buco nero, ma non è fattibile. In Calabria no, no, Diego, no, in Calabria no, a nord. Per adesso il maltempo è spostato a nord, quindi da Roma a scendere giù, stai tranquillo che non farà nulla di ciò, quindi perlomeno un paio di giorni staremo tranquilli qua. Quindi neanche un buco nero super denso che potrebbe viaggiare non è, quindi diciamo che non sanno veramente che cosa sia. In effetti è una quantità di energia molto forte che neanche loro ragazzi sanno che cos'è, non sanno né la natura né la sua origine. Diciamo che con la tecnologia, con la fisica, con la relatività che abbiamo noi, non può essere pienamente spiegato, quindi qualcosa di inspiegabile, almeno per come stiamo messi noi qui sulla Terra, quindi non sanno che cos'è, sanno solo che sta contro il senso di rotazione, quindi va contro la natura stessa. È un'energia, dicono, una nuvola, quindi non sanno loro come spiegare, quindi è come una forma di, tanto per dire, di radiazione, quindi di molecole, capisci? Tipo qualche cosa che arriva, diciamo, però non è che è visibile oppure è un tipo come, diciamo, la materia oscura. Tu la materia oscura in effetti non la vedi, non la percepisci, però ci sta, capisci? Quindi non è percepibile perlomeno dall'occhio umano, quindi però ci sta, capisci? È come la materia oscura. In effetti la materia oscura occupa un sacco, la maggior parte dello spazio è occupata dalla materia oscura, però nessuno di noi ragazzi l'ha mai vista, non si vedrà mai e quindi è così pure questa energia. In effetti è stata avvistata, diciamo, registrata solo perché arriva questa fascia di energia, ma se no attualmente diciamo con gli occhi, i telescopi non è visibile, cioè è una cosa invisibile. Se ne accorgono solo perché emana certa energia tipo radioattiva, perciò se ne sono accorti. Questi hanno studiato, quindi non è che la vedono a occhio nudo oppure col telescopio, solo l'hanno, diciamo, interpretata dal forte radiazione che diciamo, emana, quindi non è una cosa visibile. Ma non te lo so dire, ti direi una bugia. Sì, sì, non è, no, non è il colore della materia oscura. Stavo spiegando più o meno, Jasmine, come mai si sono, diciamo, accorti di questa cosa. Non è visibile, ho detto, è come la materia oscura, cioè c'è, però non si vede. Quello volevo dire alla signora, cioè spiegarla così, perché non si vede, non è visibile attraverso un telescopio, neanche con Hubble, che è il telescopio più potente, e con i telescopi puntati alla Hawaii, no? È una, tipo come una radiazione di fondo, quindi
la vedono solo attraverso dei macchinari apposta di energia, quindi è invisibile, ragazzi, però ci sta, quindi perché l'hanno percepita come forma di energia, che ho detto l'hanno soprannominata The Bullet per il fatto che The Bullet significa proiettile perché viaggia a 120 km al secondo, quindi è lungo 2 anni luce, ragazzi. Vedete che 2 anni luce sono parecchi, eh. Quindi la nube si estende per 2 anni luce, quindi ma non lo so, Jasmine, non possiamo dire che cosa sia, quindi neanche loro danno una spiegazione, dicono addirittura perché ho fatto la traduzione, non si sa né la natura né la sua origine, non può essere spiegato con le leggi fisiche, quindi neanche loro lo sanno, figurati noi poi. Vabbè ragazzi, qua ogni giorno che passa esce sempre qualche cosa di strano. 2 anni luce sono tanti. Allora, tu calcola che un anno luce più o meno, se viaggiamo alla velocità della luce, cosa impossibile, ci metteremo un anno. Però dobbiamo viaggiare alla velocità della luce. E quindi ci vuole 2 anni luce, equivalgono a 2 anni luce. Però se tu viaggi alla velocità della luce sono 2 anni, ma con l'attuale velocità che abbiamo, questi 2 anni luce è una parola. Quindi arriveremo lì fra 70, 80, 100 anni forse, pure di più. Cioè poi dipende da come viaggi, capisci? Quindi un anno luce dipende da tu come viaggi. Se io e te partiamo, sono sempre due, sì, ma se io e te partiamo da qui, da Salerno, no? Alla velocità della luce, faremo un anno luce, quindi un anno. Però dobbiamo essere sempre costanti e viaggiare sempre alla velocità della luce, quindi un anno impieghiamo un anno. Quindi 2 anni sono 2 anni. Però se viaggiamo costantemente alla velocità della luce, cose che non è possibile per noi umani. Se invece pieghiamo lo spazio-tempo, allora, tipo Star Trek, allora arriviamo subito. Quindi dipende da noi come viaggiamo. Sì, sono sempre 2 anni luce, però viaggiando alla velocità della luce sono 2 anni luce. Se viaggiamo con l'auto a 100 km ci metteremo 1000 anni, tanto per dire, non sempre. Quindi sì, sì, sempre due sono, però dipende dall'oggetto poi in movimento, quindi se l'oggetto in movimento viaggia alla velocità della luce, impiega 2 anni. Se invece l'oggetto cammina a 100 km orari, impiegherà 1000 anni, quindi è quello il problema poi. La velocità della luce è 348.400 milioni, ma un sacco proprio, ragazzi, è un numero esageratissimo. Comunque è qualche cosa, ragazzi, con tantissimi zeri e diciamo qualcosa di allora, te lo dico subito. 299.792.458 metri al secondo. Quindi diciamo ragazzi, tanto per essere più precise, 300.000 chilometri, 300.000 milioni di chilometri al secondo. Quando, vedi un po' quanta ci vorrà. Cioè nel vuoto, sì, ci manca poco per 300.792, 400 metri al secondo. Quindi è inimmaginabile, ragazzi, quindi non si può calcolare in effetti, quindi non si potrebbe mai arrivare a questa velocità, anche perché la velocità abbiamo superato quella del suono, ma nulla di velocità attuale, diciamo, vediamo quella lì più veloce, ma non ci sta nulla. Velocità, proprio voglio vedere che velocità abbiamo adesso. Velocità massima raggiunta dall'uomo. Allora, stiamo proprio inguaiati, ragazzi. Allora, a parte che
l'uomo non potrebbe viaggiare a una velocità simile perché viaggiando alla velocità della luce la massa aumenta, quindi statisticamente, ragazzi, è impossibile. Più si va veloci e più, diciamo, la massa aumenta. Quindi se un uomo pesa 80 kg, alla velocità della luce peserà 800 kg, quindi verrebbe distrutto, quindi è statisticamente impossibile. Adesso ho visto un attimo la massima velocità mai raggiunta da un oggetto creato dall'uomo, senza equipaggio, ragazzi, si parla di 252.792 km al secondo, quindi una cosa proprio lontanissima, ragazzi, dalla velocità della luce, cioè in effetti sarebbero 70 km al secondo, quindi ci sta proprio non un abisso, se dico un abisso, ragazzi, la parola è troppo poca, quindi direi proprio una bugia. Quindi non è che ci sta una differenza, no, non ci sta proprio paragone, cioè stiamo proprio lontani anni luce davvero. Quindi questa è la velocità raggiunta dall'uomo senza equipaggio. Quindi pensate un poco, cioè senza equipaggio questa qui è stata raggiunta. Quindi, come ho sempre detto, viaggiando alla velocità della luce, ragazzi, la massa aumenta. Quindi automaticamente qualsiasi ops, Jasmine sapevo che la signora era sempre la stessa ed è stata eliminata. So che la signora chi è, quindi già lo sai pure tu, quindi stavo aspettando solo quando diventa ripetitiva, allora so che è lei, quindi ha questa tendenza a ripetere le cose. Non so, ma è così comunque. Già avevo visto e non avevo fatto, però poi ho visto che ripete. Vabbè, ragazzi, quindi diciamo che non si sa che cosa sia, quindi perlomeno per adesso la notizia è questa qui, quindi ho fatto la traduzione dal, diciamo, sempre vado a pigliare queste notizie sempre in America perché stanno più aggiornati di noi. Faccio la traduzione dall'inglese all'italiano, anche se l'inglese lo so, però qualche parola non la capisco e poi la traduco, quindi ciao e frase, quindi diciamo che non sanno che cos'è, ragazzi, quindi è una una nuvola cosmica che viaggia proprio pesantemente nella Via Lattea, quindi pensate che è grande 2 anni luce, quindi è immensa al finale. Non si sa dove sta andando, non si sa che cos'è, quindi non è visibile, quindi si sono accorti, come ho detto io, perché l'hanno percepita sotto forma di energia, se no, buonanotte, cioè, non lo sapevano. Potete puntare tutti i telescopi più forti al mondo e non la vedete uguale, quindi non è una questione di vederla con Hubble oppure con qualche altro telescopio, che non si vede. È energia, quindi è come le radiazioni, mica le vedete voi. Ci sono, però sono invisibili. Beh, può essere pure, Jasmine. Vabbè, ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo dopo con un'altra notizia, sempre sicuramente alle stranezze, quindi è normale oramai. Ciao Jasmine, ciao a tutti. Sì, sì, ho frase, la natura è sempre misteriosa, come dico io. Secondo me non capiremo mai davvero tutto, tutto, tutto. Guarda, io certe volte, guarda, io a volte sai che cosa penso, no? Io a volte dico, guarda, io se potrei, no? Se potessi, diciamo, la parola esatta è questa, se potessi, no? Allora, diciamo che tutti quanti hanno paura di morire, pure io, non è che io non ne abbia. Però a volte sai che penso? No, io penso a tutte queste cose che si vedono, come è che è stato creato il mondo, perché esiste Dio, tante domande che noi ci poniamo da sempre, quindi sono domande che non hanno quasi mai risposta al finale. Io a volte ho pensato, guarda, io darei la vita se però mi illustrano tutto come è avvenuto dall'inizio alla fine. Allora, se ci sarebbe, come devo dire, una persona, un essere giustamente supremo, in effetti, che mi farebbe vedere da come è partito diciamo, l'inizio e a come finirà, allora sono pure voglio dare la vita stessa
però devo sapere tutto quello che è accaduto, come è accaduto e perché e che scopo ha la vita. Quindi, diciamo, una cosa, diciamo, come si dice, vorrei sapere tutto e poi posso pure morire. Quindi, diciamo, il sapere è quello più interessante dell'uomo, perché da sempre noi ci domandiamo perché stiamo sulla terra, esiste l'anima. Sì, sì, arriverebbe qualcuno e mi dice guarda, io ti faccio vedere tutto dalla A alla Z di come è nato tutto e come finirà tutto. Dopo dici ti prendo con me, io vengo subito, dico, non c'è problema, però devo vedere dall'inizio alla fine e capire perché siamo qui, se perché Dio ci ha creato, dove andremo dopo la morte, come è nato l'universo e tutte queste cose che noi parliamo giornaliерamente senza avere una risposta. No, nulla, in effetti è stata scoperta una radiazione molto forte che viaggia, diciamo, molto velocemente nella Via Lattea. È una forma di, l'hanno chiamata nuvola di radiazione che è lunga 2 anni luce e che sta viaggiando per la Via Lattea. Non sanno cosa sia, è un'energia, non sanno da dove venga e né che cosa sia. L'hanno scoperta solo attraverso, diciamo, tipo come hanno fatto con la materia oscura, cioè basandosi sulle radiazioni di fondo, quindi non è visibile, è come la materia oscura c'è, ma non si vede, quindi esiste, ma non si vede, quindi non si può vedere con gli occhi oppure fotografarla neanche con l'Hubble, quindi sì, sì, Jasmine, sì. No, sta viaggiando per la Via Lattea, non è diretta per nessuna parte, quindi non si sa dove va. Quindi ti direi una bugia, in effetti, se ti dico va qua o va di là, sta camminando e basta, nella Via Lattea. Avevano ipotizzato fosse un buco nero che camminava, ma non è così, è solamente una forte energia. Quindi si pensavano che era una radiazione di una pulsar, ma neanche quella è, quindi non sanno né la natura né l'origine da dove provenga. Quindi, però sta viaggiando a 120 km al secondo. E non lo so, speriamo di no. Quindi l'hanno chiamata in inglese T-Bullet, il proiettile, perché viaggia a 120 km al secondo. E più o meno la sua grandezza è 2 anni luce, quindi molto grande. Immagina lo spazio di 2 anni luce, è gigantesca, quindi sta tagliando a metà, come dicono, la Via Lattea, quindi la sta attraversando quasi la metà. Quindi una notizia, diciamo, strana, come dico io, come sempre, però oramai, come ho detto a loro, non mi meraviglio più nulla, quindi al finale sono tutte storie che hanno qualcosa di strano, anomalo, quindi una cosa che non si può spiegare. Avevo detto, guarda, se mi proponessero la vita in cambio del sapere, sì, avevano fatto pure questa prova di una nana, diciamo, una nana, neanche quella è. Hanno fatto Pulsar, Nova, hanno fatto tutto, non è questa energia qui. Addirittura si pensava che era una fionda buttata da un buco nero e neanche quella è. Quindi veramente hanno cercato di fare equazioni su tutte le, diciamo, le forme più complesse che ci stanno nel cosmo, quindi Novar, Pulsar, buco nero, cioè hanno fatto un po' di tutto, ma nessuna delle cose risultava essere abbinata a questo tipo di energia, quindi hanno fatto le ricerche, sì, però la Nova non è, una gigante rossa non è, una Pulsar non è, la fionda tipo di un buco nero denso che l'ha lanciata nello spazio non è. Cioè l'hanno fatto e le ricerche non è che non l'hanno fatte. Il problema è che non hanno la risposta a questo, quindi perlomeno quello che noi sappiamo non è. Quindi già hanno fatto tutti, diciamo, diciamo, le relatività, la luce, i buchi neri, la nova, tutto, diciamo, tutto quello che potete immaginare che ci sia là fuori. Però nessuno corrisponde a questa energia che sta emanando, quindi non lo sanno. Quindi questi sono quelli scienziati della ESA, NASA, quindi tutti quanti stanno studiando questa nuova forma di energia.
E può darsi che sarà la venuta di Cristo, può darsi che la volta buona, che ti devo dire? Quindi non si sa perché giustamente moltissimi erano alti, quindi alto livello hanno detto, quindi non hanno detto quanto, hanno detto altissimi livelli di attività, quindi non ti so dire. Quindi è solo un'ipotesi che facciamo, ragazzi. Quindi, però, come sempre, ragazzi, come ben sappiamo, tutte le forme di energia hanno radiazioni, quindi pure questa qua sarà sicuramente radioattiva, quindi non credo che sia innocente, quindi una spiegazione perlomeno oggi non ce l'hanno, quindi la stanno studiando, ma secondo me non arriveranno mai a una conclusione, perché ho detto io, non abbiamo, stanno ancora cose che non possiamo capire ancora, quindi secondo me chissà da dove viene, chissà chi l'ha creata. Il problema è sempre lo stesso, chi l'ha messa lì e come è nata. Questo è il problema. In effetti, se escludiamo tutte le cose che ci sono nell'universo, come buchi neri, novar e tutte queste cose che ci sono complesse, da dove arriva allora questa cosa strana, sta forma di energia? Se le forme di energia sono questa qui, ma può darsi che si sia creata dopo la Via Lattea, quindi non nella nostra Via Lattea, e poi sia entrata qui. Ultimamente, Jasmine, come avevo fatto il video, addirittura i fisici hanno detto che l'universo è rotondo, addirittura è uscita fuori sta cosa. Quindi se l'universo è rotondo, ragazzi, automaticamente questa radiazione oppure energia, come la vogliamo chiamare, in effetti girerà sempre intorno a noi. Perché se l'universo non è piatto e infinito, ma è tipo come... ma intanto hai visto, Jasmine sta uscendo da tutte le parti, l'ho letto quasi dappertutto. Di certo non lo so se sia vero, partiamo da questo, è una supposizione. Però tutti quanti con sta radiazione di fondo di cosmica a dire che l'universo non è piatto, non è infinito. Quindi mi preoccupa un po' sta cosa della sfericità dell'universo, quindi non so che dirti, non ne capisco, non posso dirti, sappiamo tutti che l'universo è in espansione, è infinito, è piatto, quindi poi all'improvviso escono due fisici, che poi uno è italiano addirittura, e dice che secondo i calcoli che hanno fatto, secondo le relazioni, dice che il nostro universo è rotondo. Può darsi, come hanno detto pure loro, che hanno fatto questa ipotesi, in effetti ci sono più universi. No, in effetti, sai come hanno fatto, Jasmine? Loro hanno mandato un impulso, diciamo un suono, diciamo una radiazione, no? La radiazione che è stata inviata avanti a te, no? Davanti a te, è ritornata indietro dal lato diciamo, se tu lanci una pietra, no, Jasmine, e ti ritorna indietro, diciamo, alle spalle ti colpisce la pietra, no? Tu che cosa pensi? Pensi che davanti a te non ci sia, sì, come un boomerang, è tornato indietro, da dietro è arrivato poi a loro, quindi automaticamente hanno detto se l'universo è in espansione ed è dritto, è diciamo piatto, questa fionda doveva andare a proseguire sempre all'infinito. Dice come mai mi è ritornata indietro come un boomerang? Perché? Allora qui è nata la teoria che l'universo sia rotondo. Quindi lanciando il boomerang e l'universo essendo rotondo, allora giustamente potrebbe arrivare il boomerang da dietro. Solo questa sarebbe la spiegazione per loro. Anche per loro, ti dico, è un'assurdità, cambierebbe le fisiche di tutto il mondo, quindi di tutta una vita sana. Però intanto è avvenuto, quindi loro sono più stupefatti degli altri, quindi dicono sì, hai ragione, stanno tentando di fare un'altra volta un altro esperimento ancora di più per vedere se stavolta... Ma guarda, allora loro forse avevano detto che forse
l'universo sono tanti universi chiusi in delle sfere, capisci? Loro avevano pensato che forse l'universo è infinito, però ogni universo, diciamo, c'è una sfera. Quindi la via il nostro è una sfera, si chiude, poi ne inizia un altro, poi ne inizia un altro e quindi così via, capisci? Quindi ogni, diciamo, universo sarebbe chiuso, poi ce ne sarebbe un altro. Quindi questa è la teoria. No, no, sono stati scienziati italiani, due fisici italiani, uno della ESA, uno della NASA e uno del Giappone. Sono cinque in totale, ragazzi, quindi due sono italiani. Quindi proprio dell'italiano. No, no, ancora no, no. Oggi minestrone, ragazzi. Quindi questo è solo quello che hanno potuto dire, che forse l'universo sia tante sfere e ogni sfera, diciamo, raggruppa un universo, se è così. Quindi devono ancora fare un altro esperimento per vedere stavolta se questo boomerang ritornerà di nuovo indietro. Quindi devono tentare un'altra volta diciamo, questa cosa. Quindi se ritornerà indietro un'altra volta, allora la teoria potrà prendere campo. E poi è questa la domanda che si sono posti, no? Se l'universo è rotondo, dopo la sfericità, cosa ci sta dopo questo, diciamo, dietro questa sfericità? Quindi la domanda è sempre la stessa, capì? Se è una sfera, no? Facciamo, io voglio attraversare questa sfera, cosa ci sta lì? Quindi torniamo sempre indietro al finale. Quindi hanno pensato che forse ci sono tanti universi racchiusi in delle sfere, quindi chiusi tipo come la nostra Terra, però ce ne sarebbero tanti. Quindi, però è tutto da confermare. La clonatrice, brava. Vabbè, ragazzi. Sì, sì, un altro universo, sì, quello hanno pensato loro, quindi però devono fare, diciamo, tra un mese questo esperimento un'altra volta, stavolta arriveranno altri scienziati, pure quelli del CERN arriveranno per fare questo esperimento, quindi saranno molto molto di più, quindi anche se tutti quanti sembrano essere quasi d'accordo su questa tesi, quindi però giustamente vogliono fare l'esperimento tutti insieme adesso, quindi vogliono, diciamo, fare, sì, sì, vogliono fare una prova generale tutti quanti insieme, perché in effetti questo, diciamo, esperimento l'hanno fatto 5 persone, quindi poi hanno fatto gli appunti, hanno fatto tutto e hanno, diciamo, divulgato la notizia su Scienza e Natura e diciamo il giornale americano, quello della rivista scientifica astronomica, quindi un giornale molto importante americano su Scienze e Nature, quindi una testata di giornale di tutto rispetto, quindi non vai a scrivere, diciamo, cose insensate lì. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito a tutti e ci sentiamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti, ciao Jasmine.